Guarda. La cagnolina Lilly non lo vedeva da quasi un mese. Lui, Luciano, chiedeva sempre di lei nella sua fase di recupero dopo aver avuto un incidente che lo aveva allontanato da casa. Così il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, ha deciso che doveva fare qualcosa, perché anche lui, Gattaro, sa che i pelosi non sono solo animali d'affezione, ma famiglia, amici sinceri, sostegno profondo, per non dire cura. E dopo tutti questi giorni insieme ai vicini di casa abbiamo deciso di fargli una sorpresa, quindi mi sono recato all'EMPA perché insomma io sono un gattaro e quindi sui cani non sono molto attrezzato, mi sono fatto prestare una gabbia, dei guinzagli, con vicini di casa abbiamo preso Lilly, ci siamo fatti un po' di strada perché non è qui vicino e siamo arrivati ai cancelli della struttura e il signor Luciano l'avevamo chiamato per telefono 5 minuti prima dicendo che andavamo a fare una visita così di cortesia, non gli avevamo detto niente e appena lui era in giardino, appena la cagnolina è scesa, ha riconosciuto la voce, insomma è stata mezz'ora di gioia, insomma il cane è entrato di corsa, gli è saltato addosso, lui non riusciva più a trattenerlo, poi era abbastanza anche lui emozionato, insomma diciamo che è vero le persone contano sempre di più gli animali, ma in questo caso l'animale ha fatto quello che mancava dopo 30 giorni, quell'affetto che gli mancava ed è stato proprio emozionante. Lilly in realtà ha passato solo qualche giorno in canile e adesso è già tornata nella sua casa, curata in prima persona proprio dal sindaco e dagli altri vicini di casa, in un recupero di quel concetto di buon vicinato che sta sempre più venendo a mancare. Con i vicini di casa noi ci diamo i turni perché poi alla fine bisogna ritornare a quei villaggi, in quei paesi dove eravamo una volta, dove il vicino di casa si fa anche prossimo e ai problemi anche di chi è accanto e non di chi non conosce nemmeno il nome del dirimpettaio della scala di un condominio di solito. Diciamo che sono quei gesti che servono a ricostruire forse quella società che oggi manca. Poi gli animali sono quella marcia in più, si trattati con cura, poi loro danno quell'amore che non ha confini, sul serio, a volte manca la parola.